Tragedia a Cimadolmo, 19enne indiano si tuffa nel Piave e muore annegato, il corpo recuperato nella tarda serata dai sommozzatori, la disperazione dei parenti, non sapeva nuotare. La morte del 19enne indiano riaccende il dibattito sulla prevenzione di tragedie che purtroppo si ripetono ogni anno. Quasi sempre le vittime sono stranieri che non conoscono il Piave. I sindaci non possiamo essere lasciati soli. Nuova ondata di maltempo, allagamenti e grandine nel pomeriggio in Polesine, allerta arancione su tutta la regione per la notte. Domani allerta gialla ed il tempo sarà piuttosto perturbato fino a venerdì. Paura nel pomeriggio sulla Ponte Banna, dove una coppia di giovani è stata travolta da un'auto mentre attraversava le strisce. Lei aspetta un bambino, fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite. Zona rossa di Treviso verso il prolungamento, questa è la proposta che il prefetto della città porterà domani al Comitato Ordine e Sicurezza, valuteremo tempi e modalità con il procuratore. 2 giugno, festa della Repubblica, l'abbraccio dei trevigiani al tricolore calato dal Palazzo dei 300, i giovani protagonisti della festa per l'80° anniversario della Repubblica. Dopo le celebrazioni del 2 giugno a Palazzo dei 300, la consegna dei 14 nuove onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il prefetto Sidoti è commendatore. Al via la 13ª edizione di Ridatti una mossa, con attività sportive all'aria aperta nei parchi di 34 comuni della Marca, un progetto dell'US 2 rivolto ai cittadini di tutte le età. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Dunque la cronaca, l'avete sentito in primo piano, tragedia a Cimadolmo. Questa mattina gli zii e i familiari sono voluti andare a vedere il luogo dove Mahey Verinder Kumar, 19 anni, è morto annegato dopo essersi tuffato nel Piave. Il corpo è stato recuperato in tarda serata dai sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco. Un dramma che si è consumato nei pressi del ristorante Tino Traghetto al confine tra Cimadolmo e Roncadelle. La bici elettrica del 19enne è rimasta lì, recuperata oggi dai familiari che hanno voluto vedere il luogo della tragedia. Uno zio scende dall'auto e ci parla del nipote arrivato in Italia da poco tempo. Sì, appena venuti quasi 9-10 mesi, allora ancora non è pronto permesso di soggiorno. Allora, dopo cercava lavori. Cos'è successo ieri? È venuto qui per fare il bagno? Sì, ho detto ai genitori che vado al bagno per fare doccia con, non lo so, solo con amici, perché è uscito da solo a casa. E dopo non sapevo la notte, non torno a casa. E dopo noi cerchiamo la sera, ho trovato qualcuno, mi ha detto che ha visto il corpo sopra il fiume. A trovare il 19enne alcune persone che stavano passeggiando sul greto del Piave. Subito hanno chiamato il titolare del ristorante che ha dato l'allarme. Se fosse arrivato in questo luogo da solo o con qualche amico ancora non si sa. Vicino ai vestiti sono state trovate delle birre. Un pomeriggio all'aria aperta e poi la voglia di fare un bagno. Lui sapeva nuotare? No, non sapeva, secondo me no. Forse pensava che l'acqua fosse bassa, senza sapere che nel Piave ci sono buche che non si vedono, fonde fino a 3 metri. Potrebbe essere finito in una di queste. L'acqua gelida di questi giorni non ha aiutato. Qualcuno ipotizza anche che possa essere caduto facendosi un selfie. Certo è che il 19enne indossava un costume, il che farebbe pensare ad un bagno nel fiume. Per ora nessun testimone, nessuno ha visto il ragazzo tuffarsi nel Piave. Qui sul greto sono arrivati anche alcuni amici. Il ragazzo era bravissimo, c'è il carattere, anche il tutto, però non sappiamo niente della verità, come è successo questo tutto il casino. Gli piaceva farsi delle foto, ci dice questo giovane, non l'abbiamo mai visto andare dentro nell'acqua. Eppure era nel Piave, il sogno di un lavoro qui in Italia, di una vita diversa assieme ai genitori e alle sorelle, ora distrutti dal dolore. Sul posto il suo M118 ed i carabinieri che stanno ricostruendo la tragedia. La morte del 19enne indiano riaccende il dibattito sulla prevenzione di queste tragedie che purtroppo si ripetono ogni anno. Quasi sempre le vittime sono stranieri che non conoscono la pericolosità del Piave.
Se c'è un divieto di balneazione vuol dire che c'è un problema, non si possono perdere ragazzi e non si possono perdere vite umane. Rammarico per l'ennesima giovane vita perduta nel Piave, nelle parole del sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri. La stagione è appena cominciata e già è ripartito il drammatico conto delle vittime ed ancora una volta a perdere la vita è uno straniero che evidentemente non conosceva la pericolosità del fiume. Quello che a me mi rammarica, perché conoscendo il Piave è fatto da correnti e quel giorno, ieri non c'erano correnti, era un rigagnolo d'acqua, però non conoscono le fosse, non conoscono le particolarità. Se tu vedi il fondo del Piave che può essere 50 centimetri, diversamente sono 3-4 metri, e lì l'acqua del Piave è fredda, è lì che può nascere la problematica. Quindi ripeto, per favore, parlo a tutte le etnie possibili che stanno qua presenti, cercate di informare i vostri connazionali e spiegargli quali sono le regole. L'anno scorso era stata avviata una campagna di sensibilizzazione sulla pericolosità del Piave e sui comportamenti da adottare, che aveva visto la mobilitazione anche delle associazioni ittico-venatorie della Marca, che con volontari avevano distribuito volantini in diverse lingue ai bagnanti. I sindaci dei comuni rivieraschi alzano le mani di fronte all'ennesima tragedia. Serve una prevenzione su più fronti sicuramente, è vero anche che però i comuni non possono sempre essere lasciati soli a lottare contro tutto. L'anno scorso abbiamo fatto diversi tavoli, dovevano essere richieste specifiche al Ministero, a enti sovraordinati. Io non ho più avuto notizie e nell'attesa è capitato un altro morto. Sulla necessità di fare formazione insiste anche Paola Roma, attuale assessore regionale al sociale per 2 mandati, sindaca di Ponte di Piave e promotrice di diverse azioni volte proprio alla sensibilizzazione sulla pericolosità del fiume. Io credo che molta della prevenzione venga attraverso anche una cultura del territorio e anche la situazione del Piave, che naturalmente cambia anche il corso del suo fiume proprio nella traiettoria di Ponte di Piave, sia una necessità di fare formazione soprattutto alle persone che arrivano da fuori e che non conoscono i rischi e i pericoli. Paura nel pomeriggio sulla Pontebana, dove una coppia di giovani è stata travolta da un'auto mentre attraversava le strisce. Lei aspetta un bimbo, fortunatamente i 2 fidanzati hanno riportato solo lievi ferite. Stavano attraversando la Pontebana sulle strisce pedonali quando sono stati travolti da una vettura. Paura nel primo pomeriggio a Ponte della Priula per una coppia di fidanzati, lei 24enne incinta, lui 28 anni di origine macedone. Subito sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con l'elicottero, allarmati anche per lo stato di gravidanza della giovane. La coppia è stata trasportata all'ospedale di Conegliano. Fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per accertare dinamica e responsabilità dell'incidente. Dopo i violenti temporali che ieri hanno interessato soprattutto la parte orientale della Marca trevigiana, nuova ondata di maltempo attesa per le prossime ore. Già nel pomeriggio di oggi vento, pioggia battente ed una violenta grandinata hanno flagellato soprattutto il Polesine e la Bassa Veronese, dove si sono verificati danni consistenti soprattutto alle colture. Campi e strade allagate, protezione civile al lavoro. Intanto la Regione Veneto ha decretato lo stato di allerta arancione dal pomeriggio di oggi alla mattinata di domani, mercoledì, su tutto il territorio regionale eccetto il Bellunese, dove l'allerta è gialla. Previsti forti rovesci con raffiche di vento e locali grandinate con quantitativi di pioggia consistenti o localmente abbondanti. Verso il prolungamento della zona rossa di Treviso, questa è la proposta che il prefetto della città porterà domani al Comitato Ordine e Sicurezza alla vigilia della scadenza del dispositivo previsto per il 7 giugno. La mia idea però deve nascere dal confronto al tavolo, al tavolo partecipa anche la Procura della Repubblica. La mia idea è quella di una prosecuzione. Tempi e modalità saranno anche questo oggetto di valutazione.
verso la riconferma della zona rossa. Questa è la proposta che il prefetto di Treviso porterà al Comitato Ordine e Sicurezza, convocato proprio in relazione alla scadenza del dispositivo dell'area a tutela rafforzata previsto per il 7 giugno. Al vertice, oltre al prefetto e del sindaco, parteciperanno il capo della procura e i rappresentanti delle forze dell'ordine. L'idea di Sidoti è quella dunque della prosecuzione, ma i tempi e modalità dovranno essere valutati durante il confronto. Non è un'idea di questi ultimi giorni, è un'idea che è maturato già da tempo. Io non valuto mai i singoli episodi, valuto le condizioni di sicurezza della città, valuto altre condizioni non necessariamente connesse alla sicurezza. Il fatto stesso che sia uno strumento ordinario che è dato alle forze di polizia per allontanare personaggi, persone che possono creare molestia alla civile convivenza, mi induce a prevederne la prosecuzione. Sulla linea del prolungamento della zona rossa anche il sindaco Conte, continuando a ribadire la necessità di una linea dura nei confronti di chi delinque. Conte ricorda che i controlli nel quadrante di Via Roma sono aumentati del 500%, così come le persone sottoposte ad accertamenti. Oggi la città ci dice che non si sente sicura in quel quadrante di città, dobbiamo reagire da comunità e da istituzioni e quindi sarà questa la mia richiesta, di prolungare la zona rossa, di incrementare i controlli in quelle zone, ma al governo e al ministro Piantedosi chiedo di lavorare anche da un punto di vista normativo. Chi delinque, chi commette errori deve pagare con la galera e pagare fino in fondo. E sulla questione zona rossa e sicurezza in città è ancora polemica fra le forze di maggioranza. Ieri sera a Ring ha acceso botta e risposta a distanza tra il sindaco Mario Conte e Fabio Crea di Fratelli d'Italia. Quando si parla di questi temi dobbiamo essere tutti molto responsabili. La politica secondo me ha assunto delle posizioni francamente imbarazzanti. C'è il centro-sinistra che chiede volontari di strada, che chiede di incrementare i percorsi formativi e i percorsi di integrazioni. C'è invece il centrodestra che chiede l'esercito, il presidio fisso. Io credo che Fratelli ci voglia d'Italia nello specifico. Vado male a dire Fratelli d'Italia, anche perché in realtà è una piccola parte di Fratelli d'Italia che è animato, Davide Cambra, animato da una parte che milita all'interno del circolo. Mi pare evidente che ci sia qualcuno che puntualmente attacca il sindaco per altri motivi che non sono legati. Lei parla di Fabio Crea ovviamente. Sì, ma voglio dire, mi pare abbastanza evidente, Fabio Crea e il suo circolo. Sinceramente c'è da fare alcune puntualizzazioni, perché essere attaccato in questo modo sinceramente non sono io quello che attacca strumentalmente il sindaco come ha detto lui. Io non ho nessun interesse strumentale, sono un cittadino, un residente che vive tutti i disagi di quella zona, che io ho attenzionato al sindaco anche privatamente e soprattutto privatamente in epoca molto precedente, parliamo già del settembre del 2021, dove avevo rappresentato la stessa situazione che si è verificata alla ragazza in Riviera. Io mi ricollego alle parole dell'attuale sindaco, allora capo dell'opposizione, che il 18 ottobre del 2017 chiedeva presidi fissi in Vicolo Orioli, Piazza Giustiniana e Via Roma, cioè le zone più sensibili di delinquenti, anzi di bivaccatori e ubriaconi, esattamente quelli che continuano a essere presenti in quella zona. L'istituzione della zona e la sua utilità fanno discutere anche i cittadini che frequentano questo quadrante della città di Treviso. Secondo me sì, prolungarla sicuramente, cioè ultimamente sta succedendo troppo, ci sono troppi problemi in questa città, cioè sinceramente io non la frequento di sera, è una zona dove io lavoro, quindi la frequento durante il giorno, però sento che anche durante il giorno ci sono questi problemi. Secondo me sarebbe da tenere sotto controllo di più, sì. Specialmente questa zona. Una volta si sentiva nelle grandi città, adesso in teoria le abbiamo qui in casa. Passo la palla a Nordio, al sindaco, non saprei cosa dire, comunque non è una bella situazione, ecco.
per chi ha famiglia è un po' preoccupante. Se girare così di sera, di giorno, con sti ragazzi, sti maranza. Risse, minacce, aggressioni. La situazione della zona rossa di Treviso preoccupa chi vive o lavora in quest'area della città, centrale ed affollata anche di turisti, ma considerata poco sicura e pericolosa da chi la frequenta quotidianamente. Stiamo vivendo una situazione paradossale, la potrei definire io, zona rossa e quant'altro. Onestamente non serve a nulla, perché i padroni della situazione sono quelli che li definiscono maranza, extracomunitari e quant'altro. Sono assolutamente imperseguibili, impunibili, se per caso ti difendi e fai del male al delinquente, perché solo così lo possiamo definire, tutta questa gentaglia che gravita e circola qua, anzi che staziona qua, che ha fatto il suo campo base su questa povera Treviso. Adesso questione di sicurezza non lo so, perché, però venendo da Milano, a vederla così mi sembra una città abbastanza tranquilla, fra virgolette, però poi non la conosco bene, è un giorno che sono qui. Aver paura sì, soprattutto per quelle famiglie che hanno come figli ragazze, quindi a qualsiasi orario del giorno sei sempre un po' titubante a lasciarla andare, anche in centro o con le amiche o anche da sola, non è solo la sera purtroppo. Guardi, io sono venuto a prendermi le sigarette mattina presto e ci mancherebbe altro, regalo la bicicletta, ma poi cadono mentre la rubano. Festa della Repubblica, l'abbraccio dei trevigiani al tricolore in Piazza dei Signori. La città ha festeggiato l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Un momento emozionante, i vigili del fuoco srotolano la bandiera da Palazzo dei 300, l'inno nazionale, i cittadini, nasi all'insù, guardano il tricolore, alla parata anche gli studenti, il futuro del paese. Che nel celebrare gli 80 anni della Repubblica dobbiamo pensare che questa Repubblica bisogna continuare a costruirla, e chi meglio dei giovani che crescono con una sensibilità e dei valori diverso rispetto agli adulti che per esempio manifestano costantemente gravi errori. Penso ai conflitti che si stanno manifestando oggi nel mondo, che vanno nella direzione opposta dei valori della nostra Repubblica. 80 anni dal 2 giugno del 1946, quando il popolo italiano ha contribuito a dare vita alla nascita della Repubblica, aprendo una nuova pagina della storia. Una cerimonia diversa, ricca ancor più di significati. La mattinata si è aperta in Piazza della Vittoria con l'alzabandiere e l'omaggio ai caduti, con la deposizione delle corone di alloro davanti al monumento. Poi, in Piazza dei Signori, l'abbraccio dei trevigiani, le parole del prefetto Angelo Sidoti, che non dimentica la difficile situazione a livello internazionale. Le conseguenze delle crisi in atto coinvolgono anche il futuro prossimo e quello delle generazioni attuali, delle nuove generazioni, che devono riprendere quella fiaccola che è stata portata dai nostri padri e madri costituenti e continuare su quel progresso di sviluppo civile, democratico e pacifico. L'applauso per la sfilata dell'unità interforze accompagnata dalla banda musicale cittadina visentina. La mattinata si è chiusa con il concerto della banda sotto la loggia dei 300. Decine giovani studenti trevigiani presenti alla cerimonia, in prima fila la sindaca dei ragazzi. Cosa ti sembra portare quella fascia? È importante? Sì, credo che sia importante ed è una grande emozione. Per celebrare questo importante anniversario il presidente Sergio Mattarella aveva presentato il progetto I Volti della Repubblica, invitando proprio i più giovani a raccontare attraverso un breve video che cosa rappresenti per loro la Repubblica. L'obiettivo era quello di creare un archivio vivente di storie, esperienze e testimonianze provenienti da ogni parte d'Italia, raccogliendo le voci e i volti di chi ogni giorno contribuisce a dare significato ai valori repubblicani.
E dopo le celebrazioni del 2 giugno a Palazzo del 300 la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica. Si è aperta così a Palazzo del 300 la cerimonia di consegna dei diplomi delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 14 riconoscimenti conferiti con decreto del Presidente della Repubblica che vengono attribuiti a cittadini e cittadine che si sono distinti per particolari benemerenze nei confronti della nazione. A portare i diplomi i ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down, sezione Marca Trevigiana. Conferito il titolo di commendatore al prefetto di Treviso, Angelo Sidotti. Avere il privilegio di averla nella città in cui presto servizio e tra tanti amici mi faceva sentire bene. E poi consentitemi, vorrei un ringraziamento in particolare a mia moglie. Onorificenza anche a Francesco Introvigno, già presidente dell'Associazione ANA di Vittorio Veneto e ora responsabile dei grandi eventi dell'ANA. Un emozionato Paolo Berro ha ricevuto l'onorificenza. È un'emozione importante, anche uno sprono ad andare avanti, anche perché ho sempre fatto la mia attività per l'inclusione e l'accessibilità, l'ho sempre fatto col cuore, e vedere riconoscimenti di questo tipo ti danno ancora più benzina per andare avanti. Per l'occasione erano presenti 3 giovani musicisti del Conservatorio di Musica Agostino Stefani di Treviso. 80 anni fa il referendum che segnò la nascita della Repubblica Italiana e l'inizio di una nuova stagione di libertà e democrazia. A ricordarci il valore di quella conquista è oggi una testimone d'eccezione, Leda Azzalini, nome di battaglia Marisca, partigiana combattente della Resistenza. A 100 anni continua a difendere la memoria e i valori custoditi nella Costituzione. In occasione del 2 giugno ha voluto rivolgere il suo messaggio agli italiani. Sono Leda Azzalini, Marisca, ultima partigiana combattente ancora in vita della divisione Nino Radetti. La sua storia attraversa un secolo d'Italia. Leda Azzalini aveva appena 18 anni quando scelse di lasciare la famiglia e unirsi ai partigiani sulle montagne venete per combattere il nazifascismo. Con il nome di battaglia di Marisca partecipò alla lotta di liberazione, contribuendo insieme a migliaia di donne alla conquista della libertà e della democrazia. Ho 100 anni. Voglio unirmi anch'io ai festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. La sua voce conserva la stessa forza di allora, una voce che invita a non dimenticare il sacrificio di chi ha reso possibile la nascita della Repubblica e richiama tutti alla difesa dei principi di libertà, pace e giustizia che sono alla base della nostra Costituzione. Ho contribuito a dare all'Italia la democrazia, la Costituzione e il voto alle donne. Anche se quel 2 giugno 1946 non ho potuto votare e non avevo ancora l'età, non ero però troppo giovane per combattere per la libertà. In occasione della festa della Repubblica, Leda Azzalini ha voluto inviare il suo augurio agli italiani e alle nuove generazioni affinché la memoria del passato continui ad essere una guida per il futuro. Buon compleanno Repubblica! Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Grande appassionato di ciclismo, conosciuto nel mondo della mountain bike da enduro, nel 2024 aveva conquistato il titolo di campione veneto. Andrea Bortolin, 39 anni, è mancato a causa di una malattia fulminante, lascia la moglie Elisa e 2 figli piccoli. Numerosi messaggi di vicinanza arrivati da amici sportivi e associazioni del territorio. Il funerale di Andrea Bortolin verrà celebrato domani, mercoledì, alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di Covolo, dove questa sera verrà recitato il Santo Rosario. Assalti in casa, imprenditori aggrediti, anziani terrorizzati da bande di malviventi senza scrupoli. Daniele Pellicciardi, nel direttivo nazionale del controllo del vicinato, sembra essere tornato, dice, negli anni 90.
Bande organizzate pronte a tutto. Nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza di assalti in villa, di rapine in casa. I proprietari vittime di malviventi senza scrupoli che non esitano ad aggredire e picchiare se non ottengono quello che vogliono. Daniele Pellicciardi, figlio dei coniugi Guido e Lucia barbaramente torturati e uccisi da una banda di rapinatori il 21 agosto 2007 a Gorgo al Monticano, è in prima linea per cercare di arginare un fenomeno che sta dilagando. Furti all'ordine del giorno ed ora colpi nelle case con famiglie impotenti all'interno, in balia di rapinatori. Pellicciardi è referente provinciale e membro del direttivo nazionale del controllo del vicinato. Purtroppo vedo che ogni giorno si sentono sempre cose nuove, sempre di questi assalti. Sembra di essere ritornati negli anni 90, quando c'era questo pericolo degli industriali e purtroppo non si può cambiare le cose così radicalmente. Si cerca di fare quello che si può e il cittadino mette il proprio. Il sistema di vigilanza è fondamentale, sempre più cittadini aderiscono al controllo del vicinato, un modo per aiutarsi l'un l'altro. È importante un aiuto dei cittadini, però sempre coordinato e controllati sempre dal referente provinciale che ha il compito di insegnare, di formare le persone che fanno parte di questo gruppo, in maniera da far sì che non si creino delle cose sbagliate all'interno delle chat che vengono usate. L'obiettivo è quello di controllare la casa vicina e comunicare qualsiasi movimento sospetto senza correre rischi. Il rischio è minimo perché uno deve stare a casa propria, non deve inventarsi niente di nuovo, deve solo ascoltare, guardare e riferire quello che secondo lui sembra che ci sia qualcosa che non va. Fondamentale la rete attorno al controllo del vicinato. È stato anche siglato un protocollo con le forze dell'ordine pronte ad intervenire in caso di segnalazioni. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro, ma tra le piccole e medie imprese del terziario la diffusione è ancora limitata. Treviso Confcommercio ha fatto il punto sulle opportunità e sulle sfide della rivoluzione algoritmica. Solo un'impresa su 4 utilizza oggi l'intelligenza artificiale, è il dato che emerge dal report presentato da Confcommercio Treviso durante il convegno dedicato all'impatto dell'AI sul terziario di mercato. Un'indagine che fotografa un settore in trasformazione. Oltre la metà delle aziende investe in innovazione, ma l'adozione degli strumenti di intelligenza artificiale resta ancora limitata. Tra chi non la utilizza prevalgono mancanza di interesse, scetticismo culturale e carenza di tempo o risorse. Dove invece l'AI è già entrata in azienda, viene impiegata soprattutto per l'analisi dei dati, il marketing, la gestione documentale e l'assistenza ai clienti. Una rivoluzione che corre veloce e che secondo gli esperti cambierà profondamente organizzazione del lavoro e competenze richieste. Non si tratta però di sostituire le persone con le macchine, ma di costruire un nuovo equilibrio tra capacità umane e tecnologia. Secondo l'economista Alessandro Minello, gli effetti sul mercato del lavoro non sono ancora evidenti nel territorio trevigiano, ma potrebbero manifestarsi nel prossimo futuro. Per questo le imprese sono chiamate a prepararsi investendo in formazione e in nuovi modelli organizzativi. Però l'AI non è empatica, non ha coscienza. Quindi non potrà mai sostituire, almeno per quel che sappiamo adesso, l'uomo in queste funzioni. L'empatia e alcune competenze potrebbero diventare il vero fattore distintivo per le aziende chiamate a competere nell'era digitale. L'obiettivo non è subire il cambiamento, ma governarlo, mettendo la tecnologia al servizio delle imprese e delle persone. Ci sono sì dei pericoli, soprattutto anche sotto il profilo etico, ma ci sono anche delle opportunità. E le opportunità vanno colte. Chi si ferma, come in tutte le cose, rischia di essere emarginato. Al via la 13ª edizione di Ridatti, una mossa con attività sportive all'aria aperta nei parchi di 34 comuni della Marca, un progetto dell'ULS 2 rivolto ai cittadini di tutte le età per promuovere la salute e la prevenzione.
Yoga, Pilates, Karate, Zumba, camminata metabolica. Sono 80 le discipline per vivere un'estate all'insegna dell'attività fisica all'aria aperta nei comuni trevigiani che aderiscono a Ridatti una mossa, il progetto dell'ULSS 2 per incentivare il movimento. Si parte il 16 giugno e quest'anno raddoppia il numero dei comuni aderenti, passati da 15 a 34, e delle associazioni da 74 a 150. L'obiettivo è contrastare la sedentarietà per promuovere la salute. La prevenzione e il controllo delle malattie croniche serve ed è d'obbligo per garantire una migliore qualità della vita alle persone che ovviamente stanno già diventando più longeve, e l'attività fisica, l'attività motoria, soprattutto se all'aria aperta, così come il progetto Ridatti una mossa permette, è sicuramente uno degli elementi, dei fattori cardine per poter ottenere ciò. Per iscriversi basta andare sul sito dell'azienda sanitaria. Le lezioni sono gratuite, è prevista una tessera assicurativa obbligatoria del costo di 10 euro, valida per tutta la durata del progetto e che consente l'accesso illimitato a tutte le attività sportive proposte. Anche chi è sedentario è bene che cominci un po' a sperimentare delle possibilità. L'attività fisica è varia, può essere quella che svolgiamo quotidianamente, ma anche un'attività un po' più allenata, sportiva, e quindi Ridatti una mossa dà la possibilità di sperimentare discipline diverse a seconda di tutti i gusti e di tutte le età. Musica e solidarietà al Teatro del Monaco di Treviso con Sinatra Way, spettacolo promosso dalla Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto per promuovere l'importanza della donazione e della ricerca. Le note di alcuni dei brani più famosi di Frank Sinatra hanno emozionato il pubblico al Teatro del Monaco di Treviso, facendo rivivere l'intramontabile musica di uno dei più grandi interpreti del XX secolo, musicista, cantante e attore conosciuto in tutto il mondo come The Voice. È lo spettacolo Sinatra Way, organizzato dalla Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione e della ricerca. È sicuramente un momento importante perché in questo modo si riesce a fare comunione con le persone e scambiare quindi opinioni in funzione di tutto ciò che può essere legato al mondo della donazione. Dal palco l'assessore alla sanità del Veneto Gino Gerosa ringrazia tutti i professionisti che lavorano nel sistema sanitario regionale. Ma soprattutto ringraziare i donatori perché senza di loro molte vite non troverebbero un nuovo ottimismo, un nuovo palcoscenico sul quale giocare la propria partita. E sul palco, oltre alla musica, sale anche il valore della donazione attraverso le persone, le storie di generosità che diventano speranza e possibilità di cura. Il Veneto e in particolare Treviso rappresentano una provincia che sicuramente è tra le più altruiste di tutto il nord-est, però sicuramente il lavoro che fa l'Istituto dei Tessuti è un qualcosa che molti non conoscono, quindi oltre a ringraziare ovviamente i donatori, le famiglie dei donatori e tutti coloro che lavorano all'interno della rete trapianti del Veneto, che è un modello che ci coppia l'intera Europa, ovviamente bisogna ringraziare anche tutti i chirurghi che utilizzano i tessuti umani. Un coro speciale alla palestra di Ca' Rainati a San Zenone degli Ezzelini. Così speciale non si era mai visto. Protagonisti i ragazzini e le ragazzine della primaria di Ca' Rainati di San Zenone degli Ezzelini e il locale Gruppo Alpini, che ha lavorato per mesi con i giovanissimi. Un'immersione nei valori che contraddistinguono le penne nere nelle tradizioni del nostro passato, alla riscoperta delle canzoni e filastrocche di un tempo. È palpabile l'entusiasmo dei giovanissimi. Significa un grande valore perché adesso stiamo cantando canzoni per tutto il Veneto e mi sembra una bella cosa da fare. Non capita sempre che fai questi concerti così con gli alpini e con tutte queste canzoni filastrocche e allora provo molta gioia. Molta agitazione e felicità. Gioia e felicità. Felicità.
È una cosa molto importante perché è come una cosa unica che fai con gli alpini. È stradivertente, però ci sono i genitori che ci guardano, siamo tutti emozionati. Cantiamo delle canzoni che hanno rappresentato la nostra patria. Per me cantare con gli alpini è un grande valore perché abbiamo una grande possibilità di cantare con loro. È bello e poi essendo anche il nostro passato è importante anche che la gente da casa possa ascoltarlo. E riportiamo in vita le canzoni che sono state perdute. Emozione unica direi, ma è un binomio bellissimo, un binomio che fa ben sperare per il futuro perché in realtà va a sancire quello che è il lavoro proprio degli alpini all'interno del proprio gruppo, all'interno del proprio paese. Sono sicuro comunque che sono semi che sono piantati per terra e daranno buoni frutti. E con queste bellissime immagini si conclude il telegiornale di Treviso, l'appuntamento è per domani. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.